Buonasera a tutti, sono Franca Bandiera e del direttore dell'Istituto Veneto per il Lavoro, l'ente di formazione di Confartigianato del Veneto, e vi do il benvenuto per questa serata dedicata all'ITS Cosmo, che è l'ITS che riguarda il mondo della moda e del design. Questa è il nostro quarto incontro di questo ITS Tour organizzato da Confartigianato Veneto in collaborazione con tutte le associazioni territoriali di Confartigianato. E lo scopo di queste serate, questo appunto è il quarto appuntamento, è quello di far conoscere gli ITS, capire come funzionano, che tipo di figure professionali formano, e per questo ci sarà con noi il dottor Gigliotti, che è il direttore generale della Fashion Academy, insieme a Giulia Rosolén di Confartigianato, che invece ci spiegherà specificatamente quelle che sono le opportunità dedicate al mondo dell'artigianato proprio per le aziende che volessero collaborare con il mondo dell'ITS. Le testimonianze di Elena Cavalletto, che invece è una studentessa ITS che sta facendo uno stage nell'ambito del digital marketing in un'azienda artigiana. Ci sarà poi una tavola rotonda con delle testimonianze di imprese. Abbiamo con noi Riccardo Barbato della Pony Confezioni, William Bianco di Araba Fenice, Laura Dalla Montà di Confezioni Alice e Katia Pizzoccaro di Pole SRL, che ci racconteranno proprio le loro esperienze specifiche, le loro necessità di competenze tecniche nel mondo dell'ITS. Prima di partire e dare via a questa lunga serata, abbiamo con noi Gianluca Fascina, presidente della federazione, vicepresidente della Federazione Regionale Moda, che ci darà un saluto di benvenuto e ci darà avvio ai lavori. Prego Gianluca. Beh, un saluto a tutti. Tu hai già detto abbastanza di come si svolgerà la serata. Un saluto voglio darlo anch'io al direttore dell'ITS Roberto Gigliotti per essersi reso disponibile a fare questa serie di incontri. Sicuramente la situazione è stata dura per tutti, però adesso e non da adesso le cose stanno ripartendo, e anche questo può essere un modo per metterci nella nostra voglia artigiana di andare avanti, credere nel nostro lavoro, credere in quello che facciamo e dare la possibilità a questi giovani di poter venire in azienda, vuoi con degli stage, vuoi anche con future esperienze di assunzione nei loro confronti. Cosa aggiungere? Penso che questo sia un indirizzo giusto da seguire, perché non deve essere più visto l'artigianato, specialmente nel mondo della moda, come in modo negativo. Ormai ci vogliono persone molto preparate anche all'interno delle nostre botteghe artigiane. Dunque ben venga l'ITS, che dà un'ulteriore formazione e dà la possibilità a questi ragazzi e queste ragazze di interfacciarsi nel mondo della moda in maniera costruttiva. Bene, grazie Presidente. Condividerei adesso lo schermo, grazie a Giulia, del manifesto, perché la Federazione insieme con le associazioni ha elaborato appunto un manifesto che rappresenta il punto di vista degli imprenditori artigiani rispetto appunto a questa collaborazione che si vuole portare tra le imprese del sistema di Confartigianato e il mondo dell'ITS. Il manifesto, è stato steso in 10 punti che, potete leggere adesso. In qualche modo questi 10 punti non fanno altro che, rafforzare il concetto di collaborazione stretta e di coprogettazione tra mondo dell'artigianato e mondo della formazione, dell'istruzione tecnica, e in qualche modo creando una crescita congiunta e collaborativa. C'è un tema legato appunto allo sviluppo di diverse collaborazioni proprio per far crescere questo tipo di mondo e soprattutto aumentare la possibilità di collaborazioni con le scuole. Passo adesso la parola, grazie Gianluca Fascina, e passo la parola adesso alla dottoressa Giulia Rosolén, che ci presenterà appunto
un'indicazione di che cosa sono gli ITS, di come funzionano gli ITS, ma anche delle specificità proprio per il mondo dell'artigianato. Grazie Franca, grazie Gianluca per aver introdotto i lavori. Io porto un saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo questa sera, ringrazio anche tutti i colleghi della federazione, delle associazioni territoriali che sono collegati e che ci hanno dato il loro sostegno partecipando al gruppo di lavoro, ringrazio anche ovviamente Guglielmina Peretto che chiuderà questa serata, che ha partecipato appunto a queste fasi preliminari che hanno reso possibile l'organizzazione di questo ciclo di incontri, il cui obiettivo è proprio quello di far conoscere alle nostre imprese qual è l'offerta formativa degli ITS e come si possono attivare delle collaborazioni con questo mondo di cui si sente sempre di più parlare. Il mio è un intervento appunto introduttivo, cercherò di essere il più possibile breve per non rubare del tempo al direttore della Fondazione ITS, ma soprattutto alle testimonianze e agli interventi programmati, e inizierei subito da quella che è la domanda principale: che cosa sono gli ITS e in che cosa si differenziano rispetto alle altre offerte formative. Gli istituti tecnici superiori, che cambiando nome, in questi giorni si sta discutendo una riforma che li interessa, non parleremo più di ITS, parleremo di Academy, cercando anche di, con questo nome, di attrarre di più i giovani che poi si iscrivono a questi percorsi. È comunque un canale di istruzione terziaria che si rivolge quindi ai ragazzi, alle persone che abbiano conseguito un diploma quinquennale ed integra appunto l'offerta formativa post diploma, quindi si affianca ai percorsi di laurea, alle AFAM, e propone un percorso formativo di tipo non universitario che integra al suo interno formazione e lavoro secondo quelle che sono le esperienze internazionali di maggiore successo. Si differenziano in particolare dal mondo dell'università perché proprio grazie alla loro organizzazione, alla loro fisiologia, si propongono di rispondere in maniera specifica al fabbisogno espresso dalla componente imprenditoriale. Le imprese governano gli ITS e definiscono i percorsi formativi erogati appunto dagli ITS. Per quanto riguarda l'ITS di cui parliamo questa sera, appunto noi abbiamo anche la fortuna di avere con noi la signora Peretto, che partecipa proprio ad uno degli organi della fondazione, alla giunta esecutiva. Questi percorsi si stanno sviluppando via via negli anni, sono stati istituiti con un DPCM nel 2008, di fatto hanno iniziato ad operare nell'annata che va intorno al 2011, i primi diplomati sono misurabili appunto nell'anno 2013, come vedete in questa slide i numeri che erano partiti molto bassi negli anni sono via via aumentati, un aumento che però in termini assoluti presenta ancora un valore che non può dirci soddisfatti. Se guardiamo infatti al valore degli iscritti in Veneto nell'ultimo anno monitorato dall'Indire, che è l'agenzia tecnica del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, ci rendiamo conto come in Veneto in tutto gli iscritti agli ITS sono 764, un numero ancora molto piccolo, che appunto non è sufficiente a soddisfare un fabbisogno invece del mondo imprenditoriale che cresce, e che cresce non soltanto per le grandi imprese, ma cresce anche rispetto alle piccole imprese, alle imprese della nostra rappresentanza. Se guardiamo infatti alle assunzioni effettuate in Veneto nel 2020 e ci concentriamo sulla caratterizzazione del titolo di studio, cioè che titolo di studio avevano le persone che sono state assunte nel 2020 nel sistema moda, ci rendiamo conto che 180 assunzioni delle imprese sotto i 49 dipendenti hanno riguardato appunto persone in possesso di un diploma ITS, un numero piccolo se rapportato al totale delle assunzioni effettuate da questo sistema, rappresenta infatti il 3%, ma una percentuale che è contenuta anche perché i diplomati disponibili sono ancora molto pochi.
Quello che si vuole provare a fare e che questo governo sostenuto dal Premier Draghi vuole provare a fare con forza in una parte significativa del PNRR dedicato proprio a questo, è quello di aumentare il numero di ragazzi che si iscrivono e si diplomano a questi percorsi, che si propongono come un alleato strategico anche per le piccole imprese. Lo è già ora, c'è un'alleanza importante tra l'ITS e il nostro mondo. Se guardiamo questo dato che riguarda sempre il Veneto, ci accorgiamo come in più del 70% dei casi le imprese che ospitano i ragazzi degli ITS in tirocinio hanno una classe dimensionale compresa tra gli 1 e i 49 dipendenti. Questo significa che già ora, in questo momento in cui sono ancora troppo poco conosciuti, comunque le nostre imprese si pongono come alleati strategici, un'alleanza che dal nostro punto di vista può continuare a rafforzarsi e irrobustirsi, anche grazie appunto agli investimenti, come dicevo prima, che sono stati messi appunto dal piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha destinato al rafforzamento degli ITS oltre 1,5 miliardi di euro, e che avverrà anche per effetto di quella riforma che si sta discutendo e a cui il nostro sistema, il sistema di Confartigianato Imprese del Veneto, ha offerto un contributo propositivo. Nell'ambito del convegno del 23 aprile dedicato proprio agli ITS, in cui abbiamo avuto il piacere di avere con noi il Ministro Bianchi, abbiamo presentato la nostra proposta di testo unico, che è oggi anche all'attenzione della Commissione che ha elaborato il testo base per la riforma. Che cosa abbiamo chiesto come sistema? Le nostre richieste partono dalla necessità di favorire appunto il ruolo della piccola impresa all'interno degli ITS. Per questo abbiamo chiesto incentivi fiscali specifici per le piccole imprese che collaborano con gli ITS, abbiamo chiesto l'introduzione di agevolazioni contributive ad hoc per l'attivazione di apprendistati di terzo livello che vedano protagoniste le nostre imprese con gli ITS, il rafforzamento delle misure di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori che si trovano dinanzi a una scelta e che ancora troppo spesso non conoscono gli ITS. Per darvi un dato, in Veneto solo il 2% degli iscritti agli istituti tecnici e professionali poi sceglie di iscriversi ad un ITS, quindi ci sono numeri e un bacino potenziale di iscritti molto importante su cui appunto fare orientamento concretamente anche con il supporto delle nostre associazioni. Prima di chiudere do semplicemente 2 nozioni per quanto riguarda l'apprendistato di alta formazione e di ricerca. Gianluca nel suo discorso introduttivo ci diceva che uno degli strumenti con cui collaborare con gli ITS è lo stage, effettivamente è proprio così, con gli studenti che provengono dagli ITS possono essere attivati dei tirocini curricolari, ma può essere fatto anche qualcosa di più, magari dopo un primo periodo di sperimentazione con il tirocinio, se appunto l'impresa e il giovane il giovane studente si trovano bene, può essere attivato un contratto di lavoro. In questo caso è un contratto di alta formazione e ricerca che è stato introdotto nel nostro mondo da un accordo interconfederale regionale che prevede un ruolo importante dato dalla nostra bilateralità. Questo apprendistato si differenzia da quello che conosciamo e prevede sostanzialmente 3 componenti. La componente formativa standard, chiamiamola così, che è rappresentata dalle ore di formazione in cui i ragazzi sono presso l'ITS, si formano all'interno dell'ITS, per cui non è prevista una retribuzione, la retribuzione è azzerata. Per le ore invece di formazione che questi ragazzi svolgono in azienda è prevista una retribuzione al 10% e per le ore di effettivo lavoro svolto in azienda è prevista una retribuzione che va dall'80 all'85% a seconda dell'anno di inserimento del giovane. Con il nostro accordo regionale abbiamo poi introdotto delle prestazioni dei servizi finanziati dalla nostra bilateralità che servono a supportare
le imprese artigiane, penso in particolare alla coprogettazione, alle misure rivolte alla formazione dei tutor aziendali, all'accompagnamento delle imprese per l'introduzione di ragazzi appunto in salute per quanto riguarda il sistema della salute e sicurezza, ma abbiamo anche introdotto degli specifici vantaggi per i giovani assunti dalle nostre imprese, in modo che le nostre imprese artigiane possano essere attrattive per questi ragazzi. Abbiamo previsto una borsa di studio di 1.050 euro che viene erogata dalla nostra bilateralità. Quando i ragazzi si diplomano e sono altresì assunti con apprendistato, possono richiedere questa borsa di studio. È poi previsto la possibilità di accedere al nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanin Veneto e viene altresì versata una quota aggiuntiva al fondo di previdenza complementare. Quindi abbiamo cercato di porre le basi di un welfare a misura di giovane proprio per fare in modo che questi ragazzi entrino e siano attratti dalle nostre imprese. Ovviamente per tutti questi temi rimaniamo a disposizione anche con i colleghi delle associazioni territoriali e poi per farci da interfaccia con l'ITS per valutare l'attivazione di queste opportunità. Vi ho rubato anche troppo tempo. Prima di concludere però lancio il clip realizzato dal nostro ufficio studi, in particolare dalla nostra Anna Miazzo, che ci descriverà il tessuto imprenditoriale e produttivo della nostra regione con un focus specifico proprio sul sistema moda. Le 7 ITS Academy del Veneto, con i loro 55 percorsi, interessano una fetta piuttosto rilevante del tessuto imprenditoriale della nostra regione. Si tratta infatti di 196.000 imprese potenzialmente interessate, per un totale di 28 mestieri coinvolti. Parliamo di abbigliamento, di arredo, ma anche gomma plastica, edilizia, elettricisti, ICT, grafica, alimentazione e ristorazione, ma anche tessile, trasporto merci e trasporto persone. Oltre il 75% di queste imprese sono imprese artigiane, mentre circa 83.000 hanno al loro interno almeno un dipendente. All'interno di queste imprese complessivamente operano oltre 1 milione di addetti, di cui 265.000 in imprese artigiane. I lavoratori alle dipendenze sono invece 767.000, di cui 149.000 nell'artigianato. L'ITS Cosmo interessa essenzialmente 6 mestieri: l'abbigliamento, la pellicceria, la pelletteria, il calzaturiero, l'orfo e il tessile, per un totale di 7.400 imprese, di cui 5.200 artigiane. Le imprese con dipendenti sono invece 4.800. All'interno di queste imprese operano oltre 76.000 addetti, di cui 28.000 nell'artigianato. I lavoratori alle dipendenze sono invece 67.000, di cui 20.000 nell'artigianato. Grazie Giulia per la tua presentazione, che credo ci ha dato abbia dato a tutte le imprese degli utili spunti per capire che cos'è un ITS, ma anche quali sono le forme di collaborazione che un'impresa artigiana può attivare con un ITS. Ma per approfondire questo argomento e soprattutto per capirne di più e capire che figure professionali l'ITS forma, in particolare l'ITS Cosmo, do la parola al direttore della Fondazione Fashion Academy ITS Cosmo, Roberto Gigliotti, che ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi, buonasera. Dovrei riuscire a condividere? Sì, lo vediamo. Perfetto, grazie. In effetti la collaborazione tra la Fondazione ITS Cosmo e il sistema Confartigianato Veneto, sia pur con la territoriale di Padova, è ben lunga, nel senso che la Fondazione ITS Cosmo ha iniziato ad operare nel 2011 e fin da quell'anno è iniziata la collaborazione con la sede di Confartigianato Padova. Si è costituita nel 2010, abbiamo iniziato a operare nel 2011 con la proposta di un solo corso che si realizzava nella sede dell'Istituto Ruzza di Padova per il profilo legato al coordinatore di collezione. Nel 2014 abbiamo segnato una ulteriore tappa importante per la Fondazione, perché abbiamo
ampliato, abbiamo superato i confini regionali, poiché partecipando ad un bando della Regione Lombardia abbiamo iniziato ad operare anche all'interno di quella regione. Per cui la Fondazione ITS Cosmo, sorta per volere di 7 soci fondatori, conta oggi oltre 50 soci partecipanti tra università, istituti superiori, associazioni datoriali, aziende, enti di formazione e così via. È dotata chiaramente di una propria struttura di governance che vede la presenza chiaramente di un presidente, Andrea Rambaldi, del vicepresidente Cinzia Villanucci, di una giunta esecutiva, di un consiglio di indirizzo, di un revisore, un commercialista, un comitato tecnico scientifico e dei tavoli tematici. Il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno dotarci di quest'ultimo organo, quindi i tavoli tematici, era per dare una maggiore attenzione, per porre una maggiore attenzione, considerato che la Fondazione, pur avendo avviato l'attività formativa solo ed esclusivamente nel settore dell'abbigliamento, oggi, come avremo modo di vedere tra poco, opera in tantissimi settori, anche tanto diversi l'uno dall'altro, pur collocandosi tutti nel settore della moda. Tra l'altro il vostro sistema è rappresentato all'interno degli organi della Fondazione da Guglielmina Peretto, che è qui presente questa sera, sia all'interno del Consiglio di indirizzo sia all'interno della Giunta esecutiva. Lui ormai da qualche anno, e penso di non dire nulla di nuovo, dicendo appunto che il suo operato è veramente molto apprezzato. Volevo ringraziarla proprio per il contributo che ha sempre dato finora, con un atteggiamento sempre molto propositivo. La struttura dei percorsi ITS. Come Fondazione ITS Cosmo abbiamo un core business che è rappresentato proprio dai percorsi degli istituti tecnici superiori, quindi si tratta di percorsi biennali caratterizzati da 2000 ore, di cui 1200 ore di aula e 800 ore di tirocinio. Una delle caratteristiche che differenzia questi percorsi dai percorsi universitari è rappresentata dal fatto che per decreto istitutivo, quindi per il DPCM che prevedeva la nascita degli ITS, quello del 2008, la docenza deve essere affidata per almeno il 50% a professionisti che vengono dal mondo del lavoro, quindi non professionisti della formazione, ma professionisti che vengono dal mondo del lavoro. Nel nostro caso, quindi all'interno della nostra fondazione, questa percentuale è ben superiore, in quanto ci attestiamo a circa il 70% di persone che provengono dal mondo del lavoro. Quando parliamo di docenti che provengono dal mondo del lavoro, vuol dire che ci riferiamo a docenti che sono o titolari di impresa o consulenti aziendali o ancora tecnici. I corsi sono a numero chiuso. Accogliamo all'interno di questi percorsi solitamente fino ad un massimo di 25 corsisti a seguito di selezione che si basano sull'analisi del curriculum, che tiene conto della coerenza del diploma con il percorso per il quale un candidato intende accedere, dal voto del diploma e dalla frequenza di eventuali tirocini. C'è poi un test a cui si devono sottoporre, un test che si basa fondamentalmente sulla logica e sulla cultura generale. Ed infine un colloquio che non è un'interrogazione, ma è volutamente un colloquio motivazionale, proprio perché, essendo una selezione, avendo la possibilità di accogliere all'interno dei nostri percorsi solo 25 ragazzi, facciamo di tutto in modo tale che questi ragazzi siano effettivamente motivati e non ci si trovi di fronte a dei ragazzi che magari a qualche mese dall'inizio del percorso cambiano idea e quindi togliendo in questo modo spazio a qualcun altro che invece avrebbe volentieri portato a termine il percorso. Elenco delle sedi. La Fondazione ITS Cosmo, pur avendo la sede legale collocata su Padova,
realizza le sue attività avvalendosi di strutture che sono collocate all'interno del territorio veneto e di conseguenza anche di quello lombardo. Laddove abbiamo individuato la presenza all'interno dei distretti produttivi di enti di formazione che avevano una specifica competenza, è chiaro che quello è stato il nostro primo riferimento. Ad esempio, nel momento in cui abbiamo individuato la possibilità di presentare un percorso sulla calzatura all'interno del distretto della Riviera del Brenta, ci siamo rivolti al Politecnico Calzaturiero. Nel momento in cui abbiamo inteso ampliare l'offerta formativa anche nel settore dell'oreficeria, ci siamo rivolti alla Scuola Arti e Mestieri di Vicenza. Quando abbiamo ampliato ulteriormente l'attività formativa con un nuovo corso sull'occhialeria, siamo andati a Longarone e abbiamo chiesto ospitalità a Certottica. Quindi laddove abbiamo individuato delle strutture capaci di esprimere con il proprio know-how, ma anche con la disponibilità e la dotazione di laboratori e strutture il meglio che il territorio potesse offrire, non abbiamo fatto altro che chiedere ospitalità, chiedere una collaborazione che tra l'altro sta continuando nel corso degli anni, quindi vuol dire che è quanto mai proficua. Nelle altre circostanze abbiamo collocato questi percorsi all'interno degli istituti di scuola superiore, per cui siamo presenti a Padova presso l'Istituto Ruzza, a Capriccio di Vigonza presso il Politecnico Calzaturiero, a Montebelluna presso l'Istituto Einaudi Scarpa, a Conegliano presso l'Istituto Galileo Pittoni, a Longarone presso Certottica, a Vicenza presso la Scuola di Arti e Mestieri, poi ad Arzignano presso l'Istituto Galilei, a Valdagno, nuovo corso che avvieremo da quest'anno, corso sulla sostenibilità di cui vi darò conto tra qualche istante. Abbiamo avuto la disponibilità dell'azienda Marzotto ad ospitare il nostro corso, ed infine a Verona presso l'Istituto San Micheli. I numeri della fondazione in termini di corsi e corsisti. Attualmente la fondazione gestisce in Veneto 9 percorsi che sta svolgendo, considerando chiaramente sia il primo che la seconda annualità, e che coinvolge in questo momento circa 400 studenti. Gli esami che stiamo svolgendo in questo momento, ma che si protrarranno per alcuni corsi fino a settembre, visto che purtroppo l'attuale contesto ha rallentato lo svolgimento di alcune attività didattiche, vedranno coinvolti circa 150 studenti. Il placement di questi percorsi caratterizza la Fondazione ITS Cosmo con una percentuale che è pari a circa l'85%. Considerate che sono dati che vengono forniti direttamente dal Ministero, in quanto il monitoraggio viene realizzato da Indire per conto del Ministero, ed è una piattaforma sulla quale bisogna evidentemente comunicare non solo il numero dei ragazzi che sono attualmente occupati, ma anche le aziende presso le quali stanno svolgendo l'attività lavorativa, e sulla quale il Ministero solitamente si basa per definire la premialità. Che cos'è la premialità? I percorsi ITS vengono premiati sulla base di una graduatoria che redige il Ministero. Ci sono una serie di parametri che vengono presi in considerazione. È chiaro che il punteggio legato all'occupabilità è un punteggio che pesa molto all'interno di questa graduatoria, e quindi per potervi accedere è necessario che i corsi si concludano con almeno 17 diplomati, dei quali almeno 15 occupati. Da diversi anni conseguiamo la premialità, e quindi questo noi, ma come accade frequentemente anche con gli altri corsi del Veneto, e quindi questo ci dà l'esatta indicazione che effettivamente la strada che stiamo seguendo è quella giusta. D'altra parte, per favorire il match tra le competenze che noi forniamo e le competenze che vengono richieste dalle aziende,
abbiamo istituito i tavoli tematici dei quali vi ho fatto cenno poc'anzi. Sono tavoli all'interno dei quali hanno la possibilità di partecipare aziende rappresentate chiaramente dai propri titolari o da tecnici o da consulenti, ma ai quali partecipano anche altri stakeholder. Qual è l'obiettivo che ci poniamo con questi tavoli? È quello di tarare al meglio quelle che sono le competenze che noi forniamo rispetto alle richieste delle aziende. E siccome abbiamo una caratteristica molto importante che ci distingue dall'università, che è rappresentata dal fatto che questi percorsi godono di un'estrema flessibilità. Noi in questo momento stiamo predisponendo e candidando i nuovi progetti alla Regione Veneto, progetti che quindi caratterizzeranno il prossimo biennio 2021-2023, e teoricamente noi avremo la possibilità in questa fase di andare a modificare anche stravolgere i percorsi che abbiamo presentato lo scorso anno. Questo chiaramente non è possibile, penso comprendiate come effettivamente risulterebbe abbastanza difficile realizzare una cosa del genere all'interno dell'università. Noi riusciamo a farlo abbastanza agevolmente e questo ci dà la possibilità di rispondere in maniera più puntuale, direi, a quelle che sono le richieste che vengono dal mondo delle aziende, dal mondo delle imprese. Si hanno diversi modi per collaborare con la Fondazione. Vedremo tra un attimo nel dettaglio anche questa circostanza. Quali sono i numeri attuali? Beh, in questo momento, vi dicevo in apertura, che la Fondazione si caratterizza per circa 50 soci partecipanti. Di questi una decina sono rappresentati da aziende, abbiamo diverse associazioni datoriali, mentre quelle che hanno collaborato quest'anno per la gestione dei tirocini sono circa 400. Senza alcuna distinzione chiaramente tra aziende piccole, medie o grandi. Quindi 400 aziende nell'anno formativo 2020-2021 hanno collaborato per la gestione dei tirocini. Non esiste chiaramente un modello di azienda che va bene alla Fondazione Cosmo, né sarebbe opportuno da parte nostra fare una distinzione di questo tipo. Per quale motivo? Perché effettivamente ci sono aziende più grandi e strutturate che magari vanno bene per realizzare quel match a cui tendiamo con alcuni ragazzi che magari hanno l'interesse a svolgere un tipo particolare di lavoro e magari all'interno di un'azienda strutturata riescono meglio a realizzare questo match, mentre ci sono in altre circostanze dei ragazzi che danno la possibilità magari di avere delle opportunità completamente diverse, avere delle responsabilità diverse, no? Aziende più piccole danno la possibilità di avere un'ampia visione su tutto il processo produttivo, in talune circostanze sono diverse le dimensioni che devono svolgere. E quindi anche in questa circostanza abbiamo visto come la crescita formativa dei ragazzi è veramente notevole. Si parlava dell'offerta formativa. Bene, l'obiettivo che si è data alla Fondazione Cosmo nel corso di questi anni è stata quella di individuare i distretti produttivi e all'interno di questi distretti andare a collocare i percorsi che poi abbiamo via via presentato, candidato in regione e dei quali abbiamo avuto approvazione. Ci sono dei corsi che abbiamo presentato fin dalla nascita, quindi dal 2011, e che ancora oggi continuiamo a ripresentare, altri come gli ultimi due che vedete evidenziati all'interno di questo elenco, che stiamo invece candidando quest'anno e che verranno a realizzarsi per il nuovo biennio 2021-2023 e che andremo a collocare a Padova e a Valdagno, nello specifico quest'ultimo è quello sulla sostenibilità, visto che
sembra ormai essere un tema dal quale non si può prescindere nel momento in cui si ha a che fare con la produzione. I percorsi che abbiamo realizzato, vi dicevo, e che stiamo continuando a realizzare, sono collocati all'interno dei distretti, quindi il corso per l'occhialeria ce l'abbiamo a Longarone, il corso per la calzatura classica ce l'abbiamo sulla Riviera del Brenta, il corso per lo sport system, quindi calzatura ma anche accessorio sportivo, lo realizziamo verso il distretto dello sport system a Montebelluna, il corso per la concia Grill Leather Manager viene realizzato ad Arzignano, il corso per la maglieria partito lo scorso anno si realizza a Conegliano, e poi abbiamo 2 corsi specifici che si collocano nel settore dell'abbigliamento che realizziamo a Padova e a Verona. Considerato l'importanza che sta assumendo sempre più l'aspetto digitale delle aziende, lo scorso anno abbiamo avviato un corso per digital marketing e social communication, un corso che tra l'altro ha visto la collaborazione della Fondazione ITS Cosmo con alcune aziende per la realizzazione di alcuni progetti, e quest'anno avvieremo un nuovo corso sempre a valere sul settore digital, che è e-commerce fashion manager. Quindi stiamo ragionando, stiamo presentando un nuovo corso che è destinato a formare un profilo, una figura capace di occuparsi di tutti gli aspetti legati alla realizzazione di un e-commerce, dall'analisi dei dati fino alla condivisione con tutte le figure che a vario titolo partecipano alla vendita online. Quindi è stato, questo dire, abbastanza vincente, perché ci ha dato la possibilità di operare all'interno di territori che avevano già una naturale predisposizione, territori all'interno dei quali abbiamo già trovato tutta una serie di aziende molto ben disposte a collaborare, e un know-how che ci ha decisamente agevolato e facilitato l'attività. Il profilo delle imprese al fine di favorire il placement con gli studenti quali sono? Beh, considerate che le aspettative dei ragazzi sono veramente le più varie, quindi questo mi permette di ribadire ulteriormente un concetto che ho espresso poc'anzi, vale a dire non c'è un modello di azienda che si preferisce rispetto ad altre. Perché? Proprio perché le aspettative dei ragazzi sono tante, diverse, non coincidono, non collimano, quindi magari c'è il ragazzo che pur di fare carriera o di assumere dei ruoli di vertice o apicali all'interno di una determinata azienda è disposto a spostarsi di centinaia di chilometri, altri ragazzi che invece vogliono assumere un ruolo fin da subito con una certa responsabilità, con una certa delega, e di conseguenza non è certo l'aspetto dimensionale dell'azienda che fa la differenza. Così come ci sono dei ragazzi che magari sono disposti a spostarsi, altri che vogliono cercare qualcosa vicino a casa. Quindi da questo punto di vista abbiamo notato come le aspettative dei ragazzi sono le più varie, e di conseguenza avere la possibilità di poter disporre di un ampio ventaglio di aziende che si rendono disponibili a collaborare con la Fondazione è per noi veramente molto importante, e vediamo che le collaborazioni si possono esplicare in tantissimi modi. Quali? Provo ad accennarvene soltanto alcuni. Per esempio, vi dicevo poc'anzi che le aziende hanno la possibilità di partecipare ai nostri tavoli per definire al meglio e in maniera quanto più precisa possibile quelli che sono i fabbisogni formativi, e questo lo facciamo in corso d'anno per arrivare alla definizione di un progetto che sia quanto più possibile allineato alle richieste delle aziende. Possono accogliere i ragazzi in tirocinio, e questo
mi consta che appunto già oggi tante aziende della vostra associazione accolgono i ragazzi, possono aumentare anche perché la tendenza è quella di incrementare in maniera anche abbastanza notevole questi percorsi. Si faceva riferimento nelle relazioni che mi hanno preceduto alla possibilità di avviare dei percorsi di apprendistato in alta formazione e ricerca. Okay? Ci sono alcune sedi dove il tutto è già partito con buon successo e ci sono già tanti ragazzi che annualmente vengono coinvolti in percorsi di questo tipo e altre dove invece facciamo un po' più fatica. Quindi molto volentieri se c'è la possibilità di collaborare per rendere possibile un ampliamento dei numeri dei ragazzi coinvolti in questi percorsi. La disponibilità per il project work è strutturale da parte dei corsi della Fondazione ITS Cosmo la necessità di realizzare dei project work durante la seconda annualità. Quindi parlavamo prima del fatto che si trattava di percorsi biennali. Il primo anno svolgono attività formativa in aula e un percorso di tirocinio solitamente di 400 ore, il secondo anno è lo stesso. Però il secondo anno si conclude con gli esami finali, dove i ragazzi arrivano con un progetto che hanno realizzato con la collaborazione di un'azienda. Quindi anche qua ci rendiamo ben disponibili a valutare insieme a voi la disponibilità per la realizzazione di project work che i ragazzi poi avranno la possibilità di portare agli esami finali. Si tratta di project work che devono realizzare durante la seconda annualità e che quindi sarebbe quanto mai opportuno poter prendere in considerazione già l'anno precedente per l'anno successivo. Lo abbiamo fatto quest'anno, ma siamo disponibili a farlo anche l'anno prossimo, chiaramente collaborare con le imprese artigiane nel caso specifico per implementare il metodo del design thinking. Lo abbiamo fatto, vi dicevo, quest'anno con alcune vostre associate. I ragazzi mi sono sembrati molto vogliosi intanto di apprendere la metodologia. Considerate che nella maggior parte dei casi hanno svolto questa attività come attività collaterale rispetto al resto delle attività che svolgevano durante il giorno e quindi mi sembra di dover fare veramente un plauso all'impegno che hanno messo e le aziende che hanno dedicato evidentemente del tempo a questi ragazzi e ai ragazzi che sono riusciti a ottenere dei buoni risultati. Nelle prossime settimane dovremo anche avere i risultati finali di questa attività che hanno svolto e quindi auspico che effettivamente possa essere ben apprezzato questo loro lavoro. Infine, ma come vi dicevo, ho soltanto elencato alcune delle possibili collaborazioni che si possono esplicare. C'è la possibilità di far partecipare degli imprenditori all'interno delle commissioni degli esami finali. Vi ricordo infatti che i percorsi si concludono con degli esami finali che vedono la partecipazione di 5 persone. Una persona che è il presidente che viene designato dal Ministero e che è un docente universitario, una persona che è rappresentante della regione del Veneto, poi abbiamo un rappresentante del mondo della scuola e 2 rappresentanti del mondo del lavoro che vengono designati dal parte del Comitato Tecnico Scientifico che chiaramente si rende disponibile a valutare qualsiasi candidatura dovesse pervenire e quindi siamo veramente molto felici di poter valutare, non per quest'anno, visto che ormai quest'anno il puzzle degli esami e dei commissari si è completato, ma sicuramente per il prossimo anno possiamo prendere in considerazione anche questa ulteriore possibile collaborazione. Ecco. Vi ringrazio per l'attenzione, rimango chiaramente qui a disposizione per qualsiasi ulteriore dubbio. Spero di non aver sforato eccessivamente rispetto ai tempi che mi erano stati concessi e vi ripasso nuovamente la parola. Bene,
Grazie professor Gigliotti per questa sua presentazione. Mi sembra importante sottolineare due aspetti. Uno, come dire, che abbiamo visto che c'è una varietà di figure professionali che vengono in qualche modo espresse da questo ETS. Alcune sono dedicate strettamente al prodotto e hanno una stretta connessione con i distretti, come lei ha sottolineato. Dall'altra, come dire, si stanno emergendo anche delle figure più di tipo trasversale, legate soprattutto al tema marketing e anche l'e-commerce, che possono avere in qualche modo trovare uno sbocco e un'applicazione anche in contesti diversi, non esclusivamente in aziende, diciamo, del settore moda, ma, e ne avremo poi il caso concreto e la testimonianza della studentessa, anche in altri settori, magari avvicini sul tema appunto del design di prodotto, di un prodotto molto particolare che trova uno sbocco specifico. E poi credo che sia importante sottolineare, ma proprio come uno spazio di apertura e come una possibilità di collaborazione, che le modalità per entrare in connessione con gli ITS sono davvero tante e possono andare da un impegno molto lungo e come dire significativo, che è quello di ospitare uno stage, sia con la forma dello stage che con la forma dell'apprendistato, sia anche quello magari di portare delle competenze specialistiche specifiche, proprio perché molte volte nelle imprese artigiane si possono recuperare delle nicchie di competenza, di manualità, di passione per certi tipi di prodotto che in altri contesti sarebbe impossibile trovare. E quindi, come dire, invito proprio le aziende presenti, gli imprenditori presenti a farsi avanti anche da questo punto di vista, perché il mondo artigiano a volte, non a volte, in molti casi, soprattutto nel mondo fashion, porta con sé delle specializzazioni e delle capacità produttive specialistiche che possono essere evidenziate e manifestate anche all'interno dei vostri percorsi e possono trovare proprio uno spazio specifico da questo punto di vista. Passerei ora la parola alla testimonianza, però prima verifico un attimo perché mi pare che il signor Bianco, che doveva intervenire un po' dopo, ha un problema con la sua agenda, giusto signor Bianco? Sì, mi sentite? Sì, allora chiedo la disponibilità, le chiedo subito di intervenire, così dopo, come dire, la lasciamo i suoi impegni personali. Il signor Bianco interviene in qualità di titolare dell'Arabo Fenice, che è un'azienda che produce capi di abbigliamento con un marchio proprio a Quarto d'Altino, e ci racconta un po' quelle che sono le sue esigenze in termini di profili tecnici proprio specialistici. Prego, signor Bianco. Sì, ecco, niente, noi siamo un'azienda che è nata 35 anni fa, nel 1986, che fra parentesi abbiamo festeggiato i 35 anni proprio 2 settimane fa, abbiamo fatto anche una bella festa, perché nel mondo del tessile è un bel traguardo arrivare a 35 anni di attività, credetemi, con tutte le difficoltà che ci sono. Noi nella nostra storia abbiamo fatto varie cose, private label per tantissime aziende. A un certo momento ho deciso di fare un marchio mio che si chiama Anna Serravalli. Questo è successo 8 anni fa e siamo partiti con questo marchio, che attualmente abbiamo 600 negozi tra Italia e estero. Siamo presenti un po' in tutta Europa, nel mercato giapponese e anche americano. Facciamo sempre la fiera del Cottery di New York, fiere molto interessanti, e Düsseldorf, la Suprema, sono le 2 fiere, anche se obiettivamente, visto che qua ci sono anche gli addetti ai lavori, a livello di aiuti non ne parliamo, non riceviamo assolutamente niente, e questo è un altro problema. Sono molto interessato eventualmente a queste figure che diceva il signore Roberto prima. Noi valuteremo eventualmente in futuro queste figure, perché ci interessa molto, soprattutto nel mondo del 3D, che diventa una strada obbligata per noi, di valutare eventualmente queste persone, questi ragazzi che stanno uscendo appunto dall'ITS. Ecco. Cosa devo dire? Noi praticamente facciamo un prodotto che esce interamente dall'azienda, nel senso viene costruito dal bozzetto al primo prototipo, sdifettamento del capo, colori, tutta l'intera collezione è qua locale nei nostri
diciamo, laboratori che sono attorno a noi, ecco, proprio non made in Italy ma made in Venice, io uso dire così, ecco. Lavoro che sta andando discretamente bene, con tante difficoltà, ecco, niente, non ho altro da aggiungere, insomma, ecco. Bene, la ringrazio signor Bianco, e appunto, come dire, lei porta la testimonianza e anche, come dire, l'esplicazione di quanto dicevamo prima, appunto, della possibilità da parte di uno studente dell'ITS, ma anche di altre tipologie di scuole, ma stasera appunto parliamo di tecnici superiori, di vedere tutto il processo produttivo dalla fase di ideazione fino alla fase in qualche modo di consegna, stoccaggio e gestione anche delle relazioni col cliente, e quindi appunto potrebbe candidarsi sia per ospitare uno stage, ma anche magari per raccontare alcune scelte, alcune cose specifiche rispetto alle sue necessità, insomma. Ecco, volevo aggiungere un'ultima cosa. Ecco, allora, bene tutto questo mondo che viene avanti, tecnologico, eccetera, però diciamo che la vecchia scuola, parlo delle donne che abbiamo noi in azienda che hanno una certa età ormai, a livello giovanile non le troviamo più, nel senso che trovare delle ragazze che sanno cos'è un tagliacuci o come si fa una maglia è molto difficile. Ecco, queste sono le figure che per il futuro di sicuro ci mancheranno. Ecco, volevo aggiungere questo. Bene, grazie signor Bianco per la sua testimonianza. Grazie a voi, gentilissimi. Ecco, mi scuso, ma purtroppo ho un problema e devo andare. Ecco. Va bene. La ringrazio. Buona serata. Buona serata a voi. Ecco, quello che ha anticipato il signor Bianco, poi magari ci torneremo anche con altre testimonianze, è legato proprio al tema in qualche modo di questo mondo, come dire, della moda, che è fatto sì di tante competenze tecnologiche, anche specialistiche, ma che richiede ancora in alcuni passaggi delle doti sartoriali o delle doti di manualità che solo, come dire, chi ha sperimentato con mano, poi in qualche modo chi è disponibile a crescere, a sviluppare delle competenze specialistiche può maturare ed esprimere poi all'interno dell'azienda. Torniamo adesso alla scaletta iniziale che avevamo previsto, e quindi chiedo a Elena Bolis, che è la titolare di Maison Decaro, di raccontarci la sua esperienza, perché Maison Decaro ha partecipato al progetto di cui parlava prima il dottor Gigliotti, cioè il progetto quello legato al design thinking, e grazie a un progetto finanziato dalla Regione del Veneto, gestito dall'Istituto Veneto per il Lavoro, e ci racconterà proprio questa esperienza, che cosa ha significato per la sua azienda e cosa, come dire, quali sono, come dire, gli elementi positivi che ne ha tratto. Prego, Elena. Grazie, buonasera a tutti. Noi siamo un'azienda appunto che facciamo camicie su misura, siamo con la sede aziendale a Casiera, abbiamo un team di 6 persone che lavorano con noi, all'interno abbiamo appunto la sartoria e il punto vendita perché vendiamo direttamente al cliente. Negli anni c'è stato un passaggio generazionale dai miei genitori, ho preso in mano io poi l'attività insieme a mio fratello e ci siamo appunto specializzati in questo tipo di prodotto. Siamo venuti a contatto con l'ITS appunto grazie al progetto di Speed Up promosso da Confartigianato, e da qui si è aperto un mondo. È stata una piacevole scoperta perché ci è dato per questioni di Covid appunto, però abbiamo conosciuto intanto dei ragazzi con tantissime idee nuove e pieni di voglia di fare sicuramente, quindi hanno messo sul piatto diverse proposte, abbiamo selezionato poi 2 proposte, una verso il digital e una per la prototipazione, insieme ai ragazzi che hanno proposto degli stili anche diversi proprio a livello di camiceria. Insieme a loro abbiamo scelto un modello particolare proposto
abbiamo inviato quindi dei tessuti e hanno creato un prototipo. Ci hanno mandato poi il video ovviamente della realizzazione di questo con tutte le fasi che hanno eseguito, ed è stato veramente molto, molto bello vederlo realizzato, l'impegno che ci hanno messo anche nella parte digital, ma non è solo questo, perché poi hanno buttato sul piatto tantissime altre, prenderemo anche in esame in un futuro un pochino più lungo, perché veramente sono tante. Per noi c'è stata una riflessione, ovvero il fatto che abbiano dato una boccata d'ossigeno all'azienda nostra, anche solo buttando delle idee nuove, anche veramente molto estreme, perché alle volte noi ci troviamo a respirare l'azienda 24 ore su 24 e innoviamo, ma innoviamo sempre su quello che sappiamo fare. Invece avere degli input esterni è stato interessante, ci ha messo anche in discussione. Ci è stato poi chiesto appunto dai docenti se eravamo interessati ad ospitare una persona o anche di più all'interno dell'azienda per lo stage, e noi abbiamo dato disponibilità per 2 persone, quindi credo a settembre inizi uno stage, appunto accoglieremo nel nostro team queste 2 persone, speriamo di fargli fare una bellissima esperienza per loro, che sia arricchente per loro e soprattutto anche per noi, quindi ci sia questo scambio. Non ho dubbi in merito, perché l'impegno che hanno messo è stato veramente notevole e ci ha sorpreso molto, quindi non ho dubbi che si riconfermerà anche in presenza, ecco. Bene, grazie Elena per questa bella testimonianza e grazie anche per aver un po' raccontato questo progetto in qualche modo che appunto partendo ed è mosso dal metodo del design thinking ha visto un momento di coprogettazione dove in qualche modo, come in qualche modo il design thinking ci insegna, l'importante di lavorare con delle persone in qualche modo che non appartengono al mondo dell'azienda ci aiuti proprio a sviluppare dei progetti innovativi e a vederne poi l'applicazione in contesti diversi. E passerei la parola, grazie ancora Elena, passo la parola ad Elena Cavalletto invece, che è una studentessa dell'ITS sempre del mondo Cosmo, e che lei ha fatto un salto a 360 gradi, visto che sta facendo un ITS nell'ambito del mondo fashion. Lei sta facendo il corso digital marketing, giusto Elena? Sì. Bene, grazie. E adesso invece fai lo stage in un'azienda che, come dire, non direi proprio fashion, giusto? No, direi di no. Bene, allora Elena, ci racconti un po' la tua esperienza? Sì. Allora, per quanto riguarda il corso in sé, io vengo da un liceo artistico, quindi mi sono diplomata in arti figurative, quindi un indirizzo comunque sia plastico che pittorico, perciò sono sempre stata abituata a lavorare molto sul pratico. Quindi una volta diplomata, diciamo, il mio desiderio era quello di trovare comunque un percorso che mi permettesse di portare avanti questa mia ambivalenza, che magari si allontanasse un po' più da quello che magari può essere l'università, quindi un aspetto più prettamente teorico. Diciamo che la vedevo una cosa un po' utopica, trovare qualcosa che riuscisse a coniugare tutte queste cose. In realtà poi ho trovato appunto la realtà di ITS Cosmo, che mi ha permesso di insomma di mettere in pratica i tuoi sogni. Esattamente. Mi sono trovata molto molto bene, sto concludendo il primo anno e ora appunto sono in tirocinio. In più durante l'anno ho partecipato anche al project work che abbiamo fatto assieme a un'azienda che si occupa di ferro battuto, quindi Vilizzanini. E tramite questo progetto appunto abbiamo sviluppato quello che è il processo del design thinking, quindi ho imparato insomma un po' come funzionava questa cosa. L'ho trovato anche molto utile perché comunque è un procedimento che permette di analizzare quello che può essere il problema dell'azienda sotto qualsiasi punto di vista, perché siamo partiti da delle analisi del mercato, cosa i possibili clienti insomma avevano bisogno, e siamo andati a sfaccettare insomma tutto quello che poteva risolvere questa problematica. Alla fine... Scusami, di che cosa ti occupi in Vilizzanini, appunto, che è un laboratorio artistico che crea delle opere in ferro battuto di assoluto design, insomma, ecco.
Allora, quello che loro cercavano era sia una linea insomma, di arredamento o comunque di elementi di design che potessero rimodernare un po' l'azienda, sia quello che invece era più inerente al mio percorso, quindi qualcosa come un configuratore o comunque gestione dei social, cose del genere, quindi magari si avvicinava un po' di più a quello che anche sto studiando. E quindi insomma sono state queste due attività che stanno procedendo. Esatto. Quindi adesso stai facendo uno stage che si occupa appunto, dove ti occupi appunto del digital marketing per la tua azienda, per questa azienda, giusto? Che è un'azienda artigiana. Bene, sei soddisfatta di questa esperienza? Sì, molto, l'ho trovata molto utile, comunque mi ha permesso, cioè è stato comunque qualcosa di impegnativo, ma ne è valsa la pena, si è proprio sentita la soddisfazione. Bene, bene. Grazie Elena per questa testimonianza. Come vedete appunto i ragazzi dell'ITS sono dei ragazzi, come dire, che sono molto versatili e pronti ad accogliere delle sfide anche che le aziende pongono, sia durante il percorso di studi che durante in qualche modo l'attività formativa e durante lo stage, e appunto Elena è una testimonianza appunto di come da un percorso magari artistico creativo poi si sviluppino delle competenze invece tecnico-specialistiche dove non si perde la creatività ma anzi trova una sua coniugazione, una sua ragion d'essere proprio nella quotidianità della realizzazione dei prodotti. Quindi mi sembra molto bella anche questa testimonianza e questa esperienza. Allora, prima di completare la nostra serata, di passare la parola agli altri imprenditori che ci portano la testimonianza, io a questo punto chiedo alle aziende che ci stanno ascoltando di partecipare velocemente a questo sondaggio, perché come abbiamo visto sono tante le modalità con cui le aziende possono in qualche modo partecipare e collaborare alla gestione di un ITS, alla realizzazione di un ITS. Io vi invito a dare in qualche modo una vostra indicazione, potete scegliere uno o più tra le due scelte. Le scelte sono ospitare in stage un apprendistato uno studente, la seconda scelta è quella di offrire una testimonianza o una docenza all'ITS, come abbiamo detto. Includiamo dentro la testimonianza e la docenza anche l'eventuale partecipazione, indicazione di project work e quant'altro. Il sondaggio rimane aperto, intanto noi proseguiamo il nostro giro di tavolo di conoscenza con gli altri imprenditori che ci hanno dato la loro disponibilità stasera e darei la parola a Laura Dalla Montà di Confezioni Alice Padova, che è anche presidente del sistema categoria tessile, abbigliamento e poi di Confartigianato Padova. È un'azienda che opera appunto da diversi anni, ed è un'azienda che si occupa di confezioni made in Italy, e anche alla signora Laura chiediamo un po' quali sono le sue esigenze di competenze tecnico-specialistiche che auspicherebbe in qualche modo venissero formate dal mondo della scuola, ma in particolare dal mondo dell'ITS. Posso intervenire un attimo, fare i complimenti alla Laura perché è una delle maestre artigiane del Veneto e se lo merita tutto. Complimenti Laura, bene, bene. Grazie a tutti. Intanto buonasera a tutti. Allora vi ho ascoltato con grande interesse e spesso quando partecipo anche nei tavoli dell'ITS mi chiedo quanto bello sarebbe avere in aziende come la nostra. Io rappresento i confezionisti nel mondo del terziario. Da 30 anni produco capi spalla, ma vi voglio dire che mai è stato così difficile come negli ultimi anni. Prima di tutto stanno uscendo dalle nostre aziende figure professionali, la professionalità acquisita in tanti anni, ahimè, e per fortuna loro, uscite per la pensione. La voglia che ho sempre avuto, che ho sempre cercato, è stata quella di coinvolgere figure anche giovanili. Non è stato facile, diciamo che nell'ultimo periodo magari con un po' anche di mentalità diversa, con qualche figura ci siamo riusciti. Spesso mi chiedo cosa viene a fare un ragazzo dell'ITS da noi, con la consapevolezza che invece ci sarebbe bisogno dentro ad aziende che producono esclusivamente il Made in Italy, come faccio io, un artigiano, che come principio ho sempre voluto che la mia azienda o le mie collaboratrici si specializzino in tutto quello che è la fase
del completamento di un capo. E spesso mi trovo a confrontarmi anche con persone che dovrebbero darci degli aiuti, che effettivamente magari hanno meno esperienza di noi. Mi piacerebbe coinvolgere qualche ragazzo per qualche tirocinio, non certamente per metterlo a collaudare i capi, ma per imparare, per insegnargli a produrre un capo, industrializzare un capo. Abbiamo bisogno di manovalanza specializzata, abbiamo bisogno di persone che facciano l'avanzamento della produzione. Purtroppo dalle aziende grosse, dalle aziende madri, lo fanno esclusivamente per data e per capi a computer, e invece qua c'è bisogno dentro nelle aziende. Io parlo per quello che il confezionista spesso blocchiamo giornate di lavoro per problemi che nessuno è in grado magari di risolversi. Figure professionali nelle aziende, oltre a lavoratrici, a collaboratrici, perché ormai le aziende dei confezionisti non sono più aziende proiettate esclusivamente nel fatturato. Ormai siamo esclusivamente proiettati nella qualità. Portiamo a casa le commesse con la qualità. E allora un appello che faccio, no? Se c'è la possibilità di qualche figura, sarebbe interessante anche per noi coinvolgerla, certamente con delle basi per insegnare loro l'importanza dell'industrializzazione di un capo, che poi alla fine è quello che ci permette anche di mandare avanti le nostre aziende. Tutto qua, grazie. Grazie Laura, molto interessante il suo punto di vista, e in qualche modo credo che sia una buona sollecitazione anche appunto per chi deve in qualche modo sviluppare i contenuti e i percorsi formativi dell'ITS, perché ci focalizziamo su una parte specifica che è la confezione, ma soprattutto su un ambito specifico che è l'industrializzazione di prodotti di confezione, e sappiamo che, come dire, chi lavora a conto terzi lo fa in Italia, lo fa perché magari ha una capacità specialistica e una qualità di lavorazione che riesce a far la differenza rispetto ad altri competitor, e quindi in qualche modo bisogna mettere insieme una competenza specialistica, ma anche con dei concetti di, come dire, di linee di controllo della produzione che vanno sempre salvaguardati. E credo che qualcosa su questo tema ci possa aiutare a capirlo meglio anche il signor Riccardo Barbato della Pony Confezioni. Anche la Pony Confezioni è un'azienda specializzata invece nella produzione di pantaloni uomo e donna, ha anche un marco proprio, ma produce soprattutto conto terzi, e mi pare stia proprio ospitando anche uno stage degli ITS, giusto signor Riccardo? Esatto, buonasera a tutti intanto. Parto da quello che ha appena detto Laura e faccio subito 4 provocazioni molto molto forti. Io ho rilasciato un'intervista qualche settimana fa a Venezia Post in cui ho affermato che non è Milano la capitale della moda, ma è il centro del Veneto. Noi siamo la capitale del Made in Italy della moda. Milano è la bottega della moda, è dove si vende la moda, ma il manifatturiero veneto è il vero Made in Italy. Noi siamo quelli che producono il Made in Italy. Dunque viviamo in un territorio che ha fatto delle capacità manifatturieri nel tessile, abbigliamento, della moda, un punto fermo, cioè storicamente nel centro Veneto, diciamo, si produce la moda, poi ci sono i vari distretti, no, della scarpa piuttosto che del tessuto, piuttosto che della maglieria, dislocati in tutto il Veneto, ma noi siamo quelli che fanno la moda, quelli che producono la moda. Dunque questa collaborazione che è nata e che deve essere intensificata fra imprese del territorio e ITS, è giusto che sia qui in Veneto, è giusto che venga rafforzata questa collaborazione,
perché le competenze di cui abbiamo bisogno possono venire fuori a questo punto solo da ITS. Abbiamo necessità di un ricambio generazionale. L'età anagrafica delle nostre aziende, ma anche dei nostri addetti, sta andando avanti. L'invito che faccio ai colleghi è proprio quello di interfacciarsi con il mondo della scuola, già magari addirittura dagli istituti tecnici, istituti professionali o i CFP, ma poi proseguire questo percorso con l'ITS. Io l'ho sempre fatto con le scuole superiori e adesso lo sto facendo con l'ITS. Ho in stage una ragazza dell'ITS di Cosmo di Padova, sono contento di più. Cioè, ho chiamato la signora Simonetta Gobbi dell'ITS di Padova, ho detto io sono contento, cioè, sono felice che sia venuta dentro da questa ragazza proprio, e a settembre avrò una ragazza invece dell'ITS Cosmo di Verona. Comunque farò che confronti se posso, no, per carità. Abbiamo bisogno che questi ragazzi che escono dall'ITS capiscano che è vero, ci sono anche delle competenze magari sul marketing, sui nuovi media, sulla digitalizzazione, però andare a bottega una volta si imparava a costruire, a fare con le mani, intelligenza di polpastrelli. Andare a bottega oggi, andare in stage in un'azienda artigiana dà la possibilità a questi ragazzi di imparare un mestiere che ha antiche radici ma un futuro florido, perché fortunatamente produciamo beni di lusso, beni di consumo di lusso che nel mondo sono richiesti. Tant'è che le grandi firme che girano, diciamo, i nostri territori magari hanno origini estere, francesi piuttosto che americane, piuttosto che giapponesi, però è apprezzato il fatto che sia made in Italy, e come ho detto prima, made in Italy nella moda vuol dire Veneto, vuol dire dobbiamo essere orgogliosi di questo, dobbiamo essere portatori di questi interessi delle nostre aziende, del nostro territorio. Dobbiamo fare in modo che l'ITS Cosmo e le aziende del territorio si interfaccino sempre di più, collabino sempre di più, portino dentro questi giovani che hanno voglia, perché un giovane che si iscrive in ITS ha già fatto o ha già in mente quale può essere la scelta del proprio futuro, perché a 19-20 anni non se ne hanno più 14 dove dici ho sbagliato la scuola, non sapevo, ci sono andato con l'amico, ci sono andato perché mi era comodo. Invece l'ITS la scelta è chiara. Ho scelto di fare l'ITS per imparare un mestiere, non voglio andare all'università, o credo che il mondo del produrre, no, perché poi l'ITS insegna a produrre, insegna competenze che servono per produrre. Dobbiamo essere orgogliosi di questo, che ci siano solo 25 posti, purtroppo dottor Gigliotti mi dispiace, ma vuol dire che è una selezione, va bene così. Purtroppo sono pochi perché avremo bisogno in futuro di ancora più figure. Bene che nasca un ITS a Valdagno perché sono altri 25 posti, sono altre figure tecniche per il territorio. I dati di cui dispongo dall'Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza è che comunque non c'è abbastanza, sono abbastanza giovani pronti ad entrare in questo mondo che ha un nuovo rinascimento, dico io, una nuova vitalità. Il mondo chiede lusso, tant'è che i dati sono confortanti. Questa pandemia ha provocato uno sconquasso economico, però il mondo del lusso, quello delle firme, non si è fermato, non si ferma, ha rallentato, ma in grossa ripresa sicuramente. Secondo me si tratta forse ancora di una stagione per qualche nicchia ancora un po' in sofferenza, ma io credo che già da settembre-ottobre chi non ha iniziato già a lavorare, io conosco aziende che stanno cercando personale, che non sanno più come far fronte alle commesse. Dunque invitiamo i giovani a iscriversi in ITS, invitiamo le aziende a raccogliere in stage i nostri giovani. L'esperienza che ho fatto io con questa ragazza, ne farò un'altra a settembre, è molto molto positiva, molto soddisfacente. Già ho messo le mani avanti, quando è finito l'anno prossimo vieni qua. Ecco, dunque le competenze che ho trovato, sebbene che il suo curriculum scolastico fosse di tipo liceale, dunque non tecnico,
però preparata, insomma, però si tasta subito la capacità, no? E anche la predisposizione. Poi credo che molti di questi giovani che frequentano l'ITS, che sono finiti l'ITS, abbiano già chiaro quale obiettivo raggiungere. Nella bottega artigiana si impara, ecco, dunque che vengano. Riccardo, per la sua testimonianza, molto interessante. Sottolineo due aspetti che, come dire, poi riprenderemo. Uno, un tema che lei ha citato, che secondo me sul quale appunto dobbiamo lavorare insieme come sistema, che è quello dell'orientamento. Cioè lei ha detto i ragazzi che fanno l'ITS lo fanno con una scelta consapevole, sono già orientati. Dobbiamo cercare di fare in modo di orientare altri ragazzi verso queste figure tecniche, raccontando il bello della manifattura italiana, il bello del lusso che produciamo, il bello di quanto sappiamo fare, che a volte magari non sempre riusciamo a raccontarlo. E dall'altro mi sembra importante anche questa, lei l'ha chiamata intelligenza dei polpastrelli, ma anche la capacità, secondo me, di innamorarsi del prodotto, cioè la volontà di mettere le mani in pasta, di vedere che le cose si realizzino e che prendano forma. E chiuderei il giro di testimonianze con Katia Pizzoccaro della Pole SRL. Ci spostiamo in un altro ambito del mondo della moda, in particolare di calzature come dire particolari, perché Pole produce calzature da ballo e non solo, quindi Katia ci farà sognare con i suoi prodotti. Anche Katia sta partecipando al progetto Speed Up e quindi ci racconterà un po' la sua esperienza con gli ITS. Buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito. Allora, io sono Katia, appunto l'azienda di famiglia è Pole SRL e ci occupiamo della produzione, come anticipato, di scarpe per il ballo, per la cerimonia e gli eventi speciali, scarpe storiche, scarpe sartoriali e recentemente introdotto la linea Giorno. È un'azienda che dal 1967 esiste, dà lavoro a circa 20 addetti, più appunto gli amministratori, distribuisce il 50% del suo fatturato interamente con marchio proprio all'estero e sono circa 40 paesi nel mondo appunto verso cui viene destinata la merce. Allora, io quando mi è stato chiesto di partecipare come testimonianza ho subito pensato di dirvi che la nostra azienda da sempre è stata molto sensibile al tema della formazione, in quanto abbiamo sempre creduto e visto interessante integrare giovani studenti per poi far crescere all'interno dell'azienda, proprio perché abbiamo visto che in questo modo si paga un po' il prezzo iniziale della diciamo carenza di competenze, ma a distanza di qualche anno invece si vede professionalizzata una figura perfettamente plasmata con i bisogni aziendali. Quindi per quanto riguarda l'ambiente ufficio noi abbiamo delle convenzioni con l'università ad oggi, mentre per quanto riguarda il laboratorio abbiamo spesso operato per esempio con il Politecnico. Quello che ho sempre visto in particolare quando diciamo l'istituto è meno tecnico, ho sempre visto una grande distanza tra il mondo della formazione e il mondo dell'imprenditoria, perché ho sempre sentito l'imprenditoria molto concreta e a volte poco strategica, dall'altro lato invece un mondo diciamo didattico, molto più analitico, però tante volte carente di soft skill, ed è sempre stato un punto di debolezza. L'esperienza invece che ho vissuto con Speed Up, il progetto di cui parlava prima Elena, è stata sicuramente un'esperienza molto molto positiva. E perché è stata positiva? Perché attraverso il metodo del design thinking la prima cosa che ci è stato chiesto è stato di prendere in considerazione il concetto di empatia. Quindi è stato chiesto a imprenditori e studenti di spogliarsi del ruolo che fino a quel momento avevano, diciamo, stavano avendo, e quindi di mettersi completamente in discussione e affrontare la sfida progettuale con occhi completamente nuovi. Quello che ne è uscito è che i giovani, sentendosi più liberi di esprimersi, e l'imprenditore mettendosi diciamo in discussione su credenze solide e definite, mettendole quindi in discussione e vagliandole per applicare delle eventuali modifiche, ha portato praticamente a un momento di confronto importante. Questo cosa ha scatenato? Ha scatenato un processo creativo importante,
e a seguire, ma molto rapidamente direi, quindi in progressione, anche un grande coinvolgimento emotivo sia dei giovani e anche degli imprenditori. La conclusione è quello che ci aspettiamo e che abbiamo visto, è che c'è una grande passione attorno al progetto, si cresce insieme, quindi l'imprenditore ne esce sicuramente cresciuto perché deve prendere in esame che cose che ha sempre fatto, ha sempre portato avanti, ahimè a volte potrebbero non essere idonee al mercato attuale. Dall'altro lato il giovane che ha sempre immaginato magari di uscire, andare in un posto di lavoro e diciamo soprattutto il laureato tante volte proporsi come colui che cambia la situazione aziendale ma magari è carente di competenze. In realtà in questo modo abbiamo stravolto un po' tutto, quindi il risultato è stato assolutamente positivo. Certo è che c'è stato l'aiuto di una regia esterna, quindi un istituto esterno che ha permesso ai due attori di camminare insieme in modo omogeneo ed equilibrato. Quello che io penso, e quindi qui rispondo alla domanda, insomma, a quello che ci è stato chiesto poi dall'ITS, quindi di esprimere quelle che sono i nostri bisogni probabilmente aziendali, io credo che in realtà ci sia una responsabilità doppia. Da un lato credo che una prima responsabilità è proprio in capo all'imprenditore, cioè che dovrebbe anche lui stesso in alcuni casi scendere un po' dal piedistallo con le sue credenze raggiunte e cercare di appunto mettersi in discussione come è stato fatto in questo caso, quindi ampliare la cultura d'impresa dell'imprenditore, sbloccare alcune rigidità, mettersi all'ascolto. Questa è un'osservazione che faccio alla figura imprenditoriale. Dall'altro lato, quello che ho notato, e qui invece mi rivolgo al mondo degli studenti, quindi a delle istruzioni, essere consapevoli dall'inizio che per poter trasferire tecnologia, innovazione, quindi far crescere un'impresa, bisogna innanzitutto conoscerla. Conoscerla significa sporcarsi le mani, entrare con umiltà dalla porta del retro, partire quindi dalle basi, dalle piccole cose, comprendere, quindi fare proprio la capacità di produrre, di osservare, quindi apprendere innanzitutto e a piccoli passi tentare in collaborazione con l'imprenditore che ha l'esperienza e naturalmente conosce perfettamente la sua struttura, il suo sistema, di andare a creare innovazione. Io sono convinta, e poi chiudo, che se riuscissimo a matchare molto bene da un lato lo studente umile che si sporca le mani ed entra dalla porta retro, dall'altro lato l'imprenditore che si mette in discussione, si mette all'ascolto con il fine di far crescere la sua azienda in un modo diverso da come l'ha condotta fino a quel momento, io sono convinta che faremmo nettamente la differenza e potremo davvero andare a parlare di rinascimento anche in questo tempo post pandemia, quindi continuare con una crescita economica importante. Grazie Katia Pizzoccari per questa testimonianza e anche questa presentazione che, come dire, riassume a tutto tondo un po', come dire, gli ambiti, le possibili modalità di collaborazione, ma ci ha dato anche degli stimoli su come in qualche modo innescare dei processi di cambiamento sia all'interno dell'azienda sia all'interno dei percorsi formativi. E mi pare una buona punto di chiusura, diciamo, per questa serata, che aveva appunto lo scopo quello di mettere in contatto e intanto far conoscere meglio il mondo degli ITS con il mondo dell'imprenditoria artigiana, cercando poi degli spazi di collaborazione. Io vi do, come dire, prima di passare la parola a Guglielmina Peretto per le conclusioni, vicepresidente del gruppo Orafi e, come abbiamo sentito, anche membro dell'agente esecutiva dell'ITS, vi do i risultati del sondaggio che abbiamo fatto, perché abbiamo trovato in qualche modo oltre una decina di aziende che sono interessate e disponibili a valutare gli stage degli ITS e gli apprendistati, e altre invece che si sono rese disponibili per una testimonianza e per una, in qualche modo, docenza specialistica. Anticipo a tutti i partecipanti che nei prossimi giorni riceverete un'email da Confartigianato in cui vi chiederemo
non solo di dirci se vi è piaciuta o meno la serata, che speriamo sia stata positiva, ma anche di in qualche modo ribadire, ricomunicare appunto la vostra disponibilità sia per gli stage che per eventualmente le attività di docenza e testimonianza di project work, proprio perché vorremmo iniziare che l'anno scolastico prossimo, quello successivo, ci fosse una forte e una più evidente collaborazione tra il mondo delle imprese artigiane e il mondo degli ITS, che appunto con i quali stiamo lavorando e discutendo. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio, c'era il signor Riccardo che voleva dire qualcosa? No, invito veramente tutti i soci di Confartigianato a farsi avanti, perché è una partita da cui non possiamo stare fuori. Abbiamo, lo ripeto, e credo che sia una cosa comune a tutti, un'esigenza di cambio generazionale. Se entriamo dentro questa partita, ma veramente con tutti e due i piedi, le mani e la testa, e non lasciamo lo spazio ad altri per prendersi questi ragazzi, e se li portiamo a casa noi come aziende artigiane, come sistema artigiano della moda del Veneto, queste qua sono le prossime, per i prossimi anni noi abbiamo bisogno di competenze di persone, di ragazzi preparati, con volontà, come diceva Katia, che abbiano voglia di sporcarsi le mani, e dentro le nostre aziende ci si sporca le mani fino alle spalle e anche i piedi alle volte. Dunque invito veramente i soci di Confartigianato a farsi parte attiva dentro l'ITS. Bene, grazie Riccardo per questo messaggio molto forte e direi molto chiaro, e mi sembra come dire, utile proprio per rinforzare questa volontà di collaborazione che in qualche modo stiamo portando avanti come associazioni artigiane. Allora adesso passo la parola appunto a Guglielmina Peretto per i saluti e per le conclusioni, e vi ringrazio per la partecipazione. Buonasera a tutti. Allora, direi che durante questo incontro sono emersi molteplici aspetti interessanti. Intanto i suggerimenti che sono arrivati dagli imprenditori, che ringrazio per aver partecipato, gli spunti di riflessione che hanno espresso sono sicuramente utili e lo saranno ancora di più se veicolati ovviamente poi anche all'interno delle fondazione. Abbiamo visto il professor Gigliotti il vasto numero di percorsi formativi che la Fondazione ITS Cosmo eroga. Sappiamo e abbiamo capito anche con le vostre testimonianze quanto le imprese artigiane possano essere un luogo di formazione e di apprendimento, direi un luogo strategico, e lo abbiamo, insomma, lo avete anche voi confermato, e lo possono essere per alcuni aspetti, io credo, e cerco di sintetizzare. Il primo perché all'interno delle imprese artigiane risiedono straordinarie competenze che sono sia trasversali che specifiche e che sono frutto di un'esperienza importante e lunga e di un lavoro di dedizione che tutti noi, come dire, ogni giorno continuiamo a svolgere. Ma le aziende artigiane sono anche depositarie di quell'aspetto creativo e di quella capacità di risolvere i problemi, cioè quindi sto parlando del problem solving che noi abbiamo come inserito nel nostro DNA e che ci aiuta a condurre le nostre imprese e a risolvere tutte le problematiche, ad essere sempre, come dire, in prima linea nella realizzazione delle nostre produzioni, e quindi siamo potenzialmente delle imprese strategiche per trasferire delle competenze. Quindi è molto importante che le imprese, sono d'accordo con Riccardo, che le imprese inizino anche tra di loro ad essere a creare una sinergia, perché prima ancora di riuscire a trasferire qualcosa agli studenti e prima ancora di riuscire a definire quelli che sono i contenuti che le imprese intendono trasferire,
le necessità che richiedono, è importante che tra imprese che decidono di collaborare in questo ambito nasca un forte dialogo, una sinergia, per costruire assieme un percorso che poi è affiancato ovviamente dalla Fondazione ed ottenere i risultati che ci aspettiamo dagli studenti. Quindi per quanto mi riguarda, per l'esperienza che ho potuto vivere accanto alla Fondazione in questi anni, posso dire di aver vissuto un'esperienza molto costruttiva, e lo è stato non solo perché sono stata costantemente in contatto con ragazzi giovani che hanno sicuramente metodi espressivi, idee diverse da quelle che posso avere io o che possiamo avere noi, per ovvi cambi generazionali, ma è stata un'esperienza importante per me anche come impresa di dialogare con le imprese, nel mio caso della categoria di appartenenza, ma ciò non toglie che si possa avere anche una visione più ampia. Quindi il fatto di mettersi in discussione, e qui sono perfettamente d'accordo con quanto ha anticipato Katia Pizzocchero prima, e la ringrazio per averlo detto, i primi a mettersi in discussione in un ambito di trasferimento di competenze sono proprio gli imprenditori. Perché partono da quello che sanno e quindi devono anche cercare di rielaborarlo per poterlo trasferire correttamente. Questo è un esercizio che può mettere in discussione anche le nostre competenze stesse, quindi è tutto un aspetto progettuale che può molto stimolante. Io sono una persona creativa, faccio la designer, quindi come dire, sono ingorda, ecco, di curiosità, di conoscere le abilità, ma per quello che ho potuto capire lo sono anche i giovani. Solo che spesso vivendo in percorsi formativi come quelli della scuola secondaria superiore, dove non ci sono effettivamente delle esperienze dirette, soprattutto manuali, non riescono a percepire né la volontà né a capire se sono votati a svolgere un certo tipo di lavoro. Quindi io credo che noi come imprese artigiane, per le nostre abilità, per le nostre competenze, ma anche per questo nostro spirito creativo, possiamo davvero non solo trasferire le competenze, sarebbe già sufficiente che riuscissimo a trasferire la passione che abbiamo per il nostro lavoro. Perché se noi riusciamo a trasferire questo, di fatto aiutiamo i ragazzi a iniziare un percorso che li vedrà protagonisti e li vedrà anche molto interessati, molto più affascinati da quello che stanno facendo e quindi anche più aperti a recepire quelle che sono le tecniche, le competenze che noi possiamo trasferire loro. Quindi io credo che con queste tipologie di percorsi formativi, che come ha ricordato il professor Gigliotti sono flessibili, sono vicini alle imprese perché vengono riprogettati costantemente, quindi possono tener conto delle esigenze delle imprese, noi artigiani non abbiamo più l'alibi per poter dire noi non troviamo qualcuno formato come vogliamo, perché oggi possiamo essere noi a partecipare direttamente a questa formazione, supportati non solo dalla nostra associazione che ci può aiutare, ma anche dalla fondazione che ha proprio questo compito. Quindi l'invito da parte mia è di come dire, fare squadra tra imprenditori della stessa categoria, ma non solo, fare squadra per progettare assieme quelle competenze che riteniamo importanti per i nostri obiettivi futuri. Io vi ringrazio tutti, so che sono state queste serate sempre molto partecipate, ne sono contenta e mi auguro che presto ci sia l'opportunità, ecco, di approfondire ulteriormente l'argomento. Bene, grazie Guglielmina per le sue preziosissime conclusioni, per i suoi punti, per i punti che ci ha tracciato in qualche modo. Io non posso che salutare tutti
Prima di chiudere la serata però credo sia opportuno, oltre che ringraziare tutti gli imprenditori che si sono resi disponibili sia a partecipare come testimonial piuttosto che a raccontare la loro esperienza, anche tutti gli imprenditori che ci hanno ascoltato questa sera, e ringrazio anche e soprattutto i colleghi di tutte le associazioni territoriali che hanno contribuito alla realizzazione di queste serate, alla selezione degli imprenditori, all'organizzazione delle attività, e quindi è stato un vero lavoro di squadra e di sistema che siamo riusciti a fare proprio per in qualche modo condividere questo percorso legato all'ITS. Quindi grazie a tutti e buona serata.